Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli, il giornale che apriamo con i furti in serie compiuti nel centro storico udinese, 4 locali colpiti la scorsa notte, portati via poche centinaia di euro, ma ben maggiori sono i danni a vetrine e porte spaccate. Salgono così a 6 colpi effettuati da malviventi in una sola settimana. Sentiamo. Un colpo dopo l'altro compiuti in poche ore, furti effettuati con la massima destrezza da una banda, pare, secondo una prima ricostruzione dalle immagini delle telecamere, composta da 3 malviventi. Gli episodi si sono consumati la scorsa notte a Udine, a Serrande Abbassate. I ladri hanno approfittato di questo periodo della stagione in cui la città è ancora semivuota. 4 i locali presi di mira: al Pinocchio, all'Agricoltura, al Carmagnola, al Chianti, tutti siti in poche centinaia di metri nel centro storico udinese. Il bottino è magro, poco meno di 1.000 euro. Ben più ingenti invece i danni con vetrine spaccate, come al Carmagnola, dove è stata forzata la serranda e sfondata una porta. Nel fondo cassa però i ladri non hanno trovato nulla. Agricoltura di via Gorghi sono entrati da una finestra posta sul retro della strada del locale, ma anche in questo caso non sono riusciti a portarsi via nulla. I 4 episodi destano preoccupazione perché seguono quello di ieri alla pasticceria da Tato a Tata in Viale Venezia, dove i malviventi hanno portato via 500 euro dal fondo cassa e spaccato una vetrina del valore di 7.000 euro. Venerdì scorso era stato il turno del Curve Longer, un colpo da 600 euro. Sono riusciti ad entrare forzando la porta e per fortuna non hanno fatto nessun danno. Sono riusciti a portare via alcuni soldi che erano rimasti in cassa. Oltre al fondo cassa c'erano più o meno 600 euro, dovevamo pagare delle fatture il giorno dopo, l'abbiamo lasciato lì pensando che non sarebbe mai successo niente e quindi per questo. Niente danni alla struttura, niente bottiglie rubate, che sono la cosa più preziosa che avevamo nel momento del furto. Le telecamere hanno ripreso tutto, alla fine erano a volto scoperto, non si sono neanche preoccupati di nascondersi. Credo che siano già stati nel locale, almeno come clienti, perché sono entrati, sapevano già dove era la cassa, sono entrati diretti. Ci ha messo veramente poco per andare e tornare. Ancora cronaca, escono di strada con la vettura, fanno un volo di 20 metri, finisce lo stesso veicolo in un gretto del fiume, ma loro riescono a salvarsi. Sono così sani e salvi una ragazza e un ragazzo che sono usciti incolumi da questo incidente spettacolare, che lo vedete tra poco nelle immagini, avvenuto a Collina, nel comune di Forni a Voltri. Sul posto per risolvere il complesso intervento di soccorso e recupero persone i vigili del fuoco del comando di Udine. L'episodio è avvenuto alle 22:45 di ieri. La vettura, dopo l'uscita di strada, è finita a ruota all'aria. Raggiunto al mezzo, i vigili del fuoco hanno constatato che i 2 occupanti erano già all'esterno del veicolo, feriti ma coscienti. I vigili del fuoco hanno operato assieme al personale del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, al personale sanitario e ai volontari del soccorso alpino. Brutte notizie arrivano per le forniture di gas perché attraverso il Nord Stream saranno sospese le stesse forniture dal 31 agosto al 2 settembre per manutenzione. A renderlo noto ieri la compagnia russia Gazprom e il prezzo del gas è riuscito ad arrivare anche a un massimo di 262,78 euro al megawattora. Nord Stream, lo ricordiamo, che attraversa con il proprio olodotto la frontiera di Tarvisio, dove si erano già ridotti del 20% le capacità appunto del gas nei giorni scorsi. Il prezzo di chiusura si è assestato poi da 262 a 244 euro. Con la riapertura dei mercati a partire da lunedì sono previsti nuovi rialzi per l'indice di riferimento del prezzo del gas europeo. E proprio contro il caro bollette il governo Draghi ha erogato 1,5 miliardi di euro solo in Friuli Venezia Giulia, una cifra importante che ha consentito di arginare la galoppante inflazione. Ad elaborare questo dato è stata la CGA di Mestre. Sentiamo. Nel 2022 ammontano a 52 miliardi di euro le misure contro il rincaro dei prezzi introdotte dal governo Draghi a favore di famiglie e imprese, una cifra importante pari a 3 punti percentuali di PIL. Le misure di contenimento dell'inflazione hanno garantito al Paese, almeno nella prima parte di quest'anno, un discreto risultato economico che pochi avevano previsto. A segnalarlo l'ufficio studi della CGA di Mestre, in Friuli Venezia Giulia gli aiuti per le famiglie e le imprese sono di 1,5 miliardi. È una cifra importante che, assieme alla ripresa del turismo, agli investimenti, in particolar modo nelle costruzioni, e all'export, hanno consentito all'economia friulana e giuliana di riprendersi in misura importante.
La riduzione degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas, la riduzione dell'IVA sul gas per usi civili, i crediti d'imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione dell'accisa sui carburanti, il bonus da 200 euro per i redditi fino a 35.000 euro hanno solo in parte frenato il caro vita, più 8% in un anno. In vista del prossimo autunno sono molte le nubi minacciose che si stanno addensando sul nostro paese, il caro energia, l'esplosione dei prezzi, gli sviluppi della guerra in Ucraina e una possibile recrudescenza del Covid stanno turbando la serenità di famiglie e imprese. Ora dobbiamo sperare che dalle urne esca una maggioranza ampia e solida in grado di esprimere un esecutivo autorevole, affinché sia in grado di traghettare il paese fuori da questa situazione molto complicata. Il bollettino Covid sono 766 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 4.579 tamponi effettuati tra molecolari antigenici, 6 decessi registrati di cui 4 a Udine, 1 a Trieste, 1 a Pordenone. I ricoverati in terapia intensiva restano a 5 mentre quelli in altri reparti scendono a 190. Sono in corso le attività propedeutiche alla riattivazione dei 22 posti letto di residenza sanitaria assistenziale del distretto di Tolmezzo previsto per lunedì 5 settembre. Lo ha reso noto il vicegovernatore Riccardo Riccardi precisando che ASUFC gestirà direttamente le attività cliniche, assistenziali e riabilitative mentre l'ASP Luigi Scrosoppi garantirà i locali e i servizi di albergaggio e ristorazione. La riattivazione dei posti letto di RSA, afferma Riccardi, sarà di aiuto alla rete ospedaliera, garantendo ai reparti di degenza una maggiore capacità di presa in carico degli utenti in dimissione che necessitano di un periodo di stabilizzazione e riabilitazione. E ora voltiamo pagina, è iniziato ieri sera, dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, il Palio di San Donato a Cividale. Grande festa di pubblico e grande attesa, nel pomeriggio c'è stata la corsa pedestre lungo la cittadina ducale. Sentiamo il sindaco Bernardi. Palio di San Donato è la festa che dal 2000 abbiamo voluto creare proprio come festa della città. Nel 2019 abbiamo disputato le ultime gare, poi nel 2020-2021 abbiamo fatto solo un piccolo ricordo di quello che è il Palio, ovviamente in onore del nostro patrono che è San Donato. Partiamo alla grande, ieri un'affluenza di persone incredibili, quindi ci ha dato soddisfazione. Perché c'è il Palio? Perché ci sono le gare tra i borghi, quindi lungo tutto il percorso del centro storico, attraversando i nostri borghi, correranno e quindi ovviamente ci sarà il vincitore del borgo della gara pedestre. Poi ci saranno i tiri con l'arco e la balestra e poi tanti intrattenimenti musicali, tutte in un'atmosfera medievale. Dico sempre, ci caliamo in un palcoscenico medievale e noi cerchiamo di essere più vicini a quello che era il XIV secolo, quando venne decretato proprio la festa del Palio di San Donato a Cividale. E sempre a Cividale, passiamo allo sport, è iniziato il raduno della Web Gesteco, prima esperienza in A2 per la squadra di basket che non vuole giocare il ruolo di Cenerentola, anzi. Siamo la cittadina col più basso numero di abitanti in A2, però il nostro obiettivo è quello di consolidarci, è quello di salvarci al più presto, di regalare emozioni ancora a tutti i nostri tifosi e alla Marea Gialla che anche stamattina ci hanno abbracciato in numero davvero cospicuo. Qual è la vostra forza? Quale potrebbe essere il vostro punto di vantaggio? Sicuramente dobbiamo stringerci attorno a Coach Pilla e a fidarci del suo credo, del suo staff, è uno staff consolidato che ha dimostrato di poter far bene, è stato implementato nel corso dell'estate e anche Pepper l'ha dichiarato nel corso di un'intervista, la garanzia è Coach Pilla. La squadra è fatta, ci sono 9 giocatori veri, poi c'è il 10° Enrico Michalic, poi ci sono altri ragazzi tipo Marco Gasparini che giocherà in Serie C Silver con la Longobardi Cividale, che però si allenerà con la prima squadra, con la Serie A2 anche, poi ci sono i ragazzi del settore giovanile che faranno numero, come si dice in gergo. Come ci si sente ad affrontare questo primo campionato di Serie A2, portabandiera di questa piccola cittadina? Per ora sono molto tranquillo, con moltissima voglia di iniziare, sono molto curioso anche, credo come tutti i miei compagni, tutta la città, quindi ovviamente con aspettative alte, buone, però consapevoli che sarà molto difficile. Andate contro squadre blasonate, c'è Bologna per esempio.
andiamo contro squadre che hanno scritto la storia della pallacanestro italiana, siamo tutti consapevoli, noi vogliamo iniziare a scrivere anche noi la nostra parte. Alle 18:30 scenderà in campo l'Udinese contro la Salernitana, alle 18 ci sarà la diretta dai nostri studi di Poltronissima con Francesca Spangaro, con Marco Pasquariello, con i nostri commentatori e intanto stamattina la Salernitana si è allenata in maniera consueta, anche se non è la prima volta, lo aveva già fatto il 21 aprile scorso, questa volta non in piazza 20 settembre dove c'era il mercato, ma nella Galleria Astra, lo vedete anche in queste immagini della nostra Monica Tosolini, sotto proprio l'albergo dove pernottavano i campani, un gesto che ha attirato la curiosità non solo della gente del posto, ma anche ovviamente degli stessi tifosi granata che hanno chiesto autografi ai giocatori impegnati in palleggi e passaggi. Tra i giochi d'acqua e le piscine del Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro, Alice Tognutti, 24 anni di Tarcento, ha vinto il titolo regionale di Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia, conquistando così la missione alle prefinali nazionali di Miss Italia. Vediamo. 15 Alice Tognutti di Tarcento, lei è la vincitrice di Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia. È Alice Tonuti di Tarcento, Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia. 24 anni, perito agrario, impiegata nel settore della logistica. Alice pratica nel tempo libero equitazione, palestra e nuoto. La giovane di Tarcento si è aggiudicata la fascia superando la concorrenza di altre 23 ragazze. L'elezione si è tenuta al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla presenza di Patrizia Mirigliani. La patrona del concorso per la prima volta ha fatto visita al Friuli e nell'occasione, complimentandosi con le ragazze e con l'organizzazione, ha voluto ricordare la tenacia e la determinazione delle donne friulane, citando due esempi, Fulvia Franco e Susanna Axtep. Nel corso dello spettacolo, presentato da Michele Cupitò, si sono esibiti i Naima, che hanno offerto l'accompagnamento musicale dal vivo della sfilata. L'organizzazione è stata curata dalla SIL SPA. In attesa della finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma sabato 3 settembre al Centro Congressi Cursal di Lignano, le prossime finali regionali si terranno mercoledì 24 agosto all'Isola Augusta di Palazzolo dello Stella, in palio la fascia di Mischissimo Bianca Luna Friuli Venezia Giulia, mentre venerdì 2 settembre a Cordenons sarà la volta della proclamazione di Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia e Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia. E per questa sera è davvero tutto, non cambiate canale alle 18, appuntamento con Poltronissima per seguire Udinese Salernitana, non resta altro che salutarvi e augurare buona serata a tutti, arrivederci.